Sembrava diciamo, inizialmente doveva essere un po' un passatempo, una curiosità che non pensavo che sarebbe poi durata così tanto, e invece poi abbiamo continuato e con la danza, grazie alla danza, abbiamo potuto ritornare in Polinesia e fare altri viaggi, approfondire anche lo studio della danza qui direttamente a Papeete. Innanzitutto, purtroppo, noi non abbiamo la musica dal vivo in Italia, non abbiamo i musicisti, e questa è la cosa che per me fa la differenza quando io vengo qui a ballare al conservatorio. Avere la possibilità di sentire il toere, di avere la musica dal vivo mi dà un'energia che in Italia purtroppo non possiamo avere. A nostro modo, quando balliamo in Italia, ci creiamo un po' il nostro mondo. Quando entriamo in sala immaginiamo di essere qui e di poter vedere quello che stiamo ballando. Se balliamo una parima, ci immaginiamo di essere sulla spiaggia una spiaggia polinesiana, ci immaginiamo le palme, ci immaginiamo le sembianze di una vaina, quindi di una donna polinesiana. O quando io ballo, per me Lori Tahiti è sognare, però sognare ma qualcosa che comunque posso raggiungere.